Mercoledì 21 febbraio. Questa storia inizia un mercoledì del decennio passato. Sono le 9:15 del mattino e Maria Cristina Palma sta facendo ginnastica. È impegnata in uno squat bulgaro, un esercizio che tonifica quadricipiti e glutei. Una gamba piegata indietro, una in avanti, flette il ginocchio fissando oltre i vetri della veranda la coltre opaca. Le polveri sottili che hanno costretto i romani a settimane di talghe alterne con la pioggia si sono abbassate. In casa fa caldo, ma dietro i doppi vetri il gelo della notte ha coperto di brina le cicas e la pergola denudata del terrazzo. Tra le colonnine della balaustra si intravede il lungotevere intasato di auto e più in là la sagoma sgraziata di Castel Sant'Angelo, evanescente nella foschia malsana della capitale. L'attico in cui vive Maria Cristina è uno di quei paradisi che la maggioranza della gente non sogna nemmeno tanto inarrivabile. Oltre 300 metri quadrati a 2 passi da Piazza Navona, in un palazzo neoclassico sorvegliato giorno e notte dalle camionette della polizia. Niccolò Maniti ha letto un brano del suo nuovo e molto atteso romanzo La vita intima. Sono Silvia Nuccini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Dopo 8 anni in cui ha fatto altro, soprattutto il regista, Maniti torna e ci porta per una settimana dentro la testa di una donna, Maria Cristina Palma. Maria Cristina ha alcune fortune, la ricchezza, una bellezza straordinaria e parecchie sfortune. Il padre ha abbandonato la famiglia, perse la mamma quando aveva 12 anni, il fratello quando ne aveva 20 e infine è morto anche il suo primo marito, lo scrittore Andrea Cerri, arso vivo in un'auto su cui viaggiavano insieme. Il bilancio tra fortune e sfortune l'ha resa una donna parecchio titubante e totalmente schermata verso il mondo. La conosciamo in questa settimana di febbraio dei suoi 42 anni. È sposata con il Presidente del Consiglio, ha una figlia di 10 anni, una vita noiosa e una rispettabilità che a un certo punto viene minacciata da un video che torna dal passato. Niccolò. Maria Cristina all'inizio della storia è una donna che fa venire abbastanza i nervi. È un po' passiva, un po' sta nel suo ruolo, sembra una specie di involucro e basta. Volevo chiederti se anche a te, che l'hai inventata, ha dato questa sensazione. No, perché io sapevo poi cosa sarebbe successo nella storia di Maria Cristina, però è vero che è stata quasi una ricerca iniziale, cioè all'inizio sembra molto frivola, la prima cosa che le dicono quando lei per caso ascolta in un bagno parlare di sé, le proprie segretarie dicono che è frivola. Volevo proprio che fosse quasi un guscio, come la chiamano, un candelabro dorato che serve a nascondere la pochezza politica del marito. Quelle donne trofeo che noi vediamo sui social, fotografate o che si fotografano con i filtri continuamente, ma in realtà c'è molto di più. E c'è molto di più nel momento in cui in questa vita apparentemente perfetta, noiosa come giustamente hai detto te, interviene un video del passato, incontra un ex fidanzato a questa festa in cui tutti la cercano, questo ex fidanzato di cui non ricorda molto, legato al fratello, si scambiano i numeri, sembrerebbe tutto che va bene fino a quando non le arriva un video con delle foto e a un certo punto questo video è un video intimo, cioè un video di loro due 20 anni prima che fanno sesso in una cabina e questo video diventa la chiave di svolta di questa donna perché diventa un terrore che lei deve amministrare e capirne il senso. Sembra che a smuovere Maria Cristina sia la paura. Tu pensi che sia un motore potente la paura? Beh, certo, se no non ci sarebbero gli horror, non ci sarebbero milioni di film che si basano sulla paura. Più che paura è vergogna, non lo so, è pudore, anche come la sensazione che questo video la riporta indietro a dei periodi cui lei non vuole ricordare e quindi si vede diversa e comincia un processo di messa in discussione di tutto e soprattutto della possibilità di incominciare grazie a questo video a dire sì, no, perché lei viene anche chiamata Maria Critina o Maria Tristina perché ha uno sguardo un po' malinconico e dicono che sa solo dire sì, no e non so.
e invece qui incomincia piano piano a riappropriarsi della sua vita. Quindi c'è molto panico, molto terrore, come credo immagino a chiunque dovesse succedere una roba del genere. E poi l'idea che ti si spalancano anni e anni dietro con persone che, come dire, hai cancellato e che ti riportano a delle cose che tu hai fatto con leggerezza, senza pensarci, e che improvvisamente hanno un impatto così forte sulla tua vita, sì, produce paura. C'è una scena bellissima, Maria Cristina legata per i piedi a testa in giù dentro una canna fumaria con una pila in bocca. È una scena grottesca, lei sta cercando il suo telefono dentro il quale c'è questo video. Non so, a me ha ricordato una nascita. Beh, diciamo che lì ci mette tutto il corpo, tutto il coraggio. Lei lentamente trova il coraggio per affrontare e ovviamente, anche essendo un po' sfortunata ed essendo anche comica, poi alla fine si scopre, perché è anche una donna che ha una certa ironia interna, mai espressa, e una sua comicità nel muoversi, nel fare, nonostante queste gambe smisurate e questa bellezza, a un certo punto si ritrova a dover scendere lungo un cunicolo che è poi, sì, la canna fumaria, perché mentre stava sul tetto gli è cascato dentro al camino. Quindi ci sono scene, questo è un libro che alterna commedia e credo psicologia, fino a un punto in cui diventa quasi un thriller. Quindi ho cercato veramente di alternare tutti i toni. C'è anche della tenerezza e secondo me la tenerezza è quando tu parli ai lettori e quando anche inserisci degli elementi tuoi personali, come il ricordo di questa casa sull'albero nella quale sei tornato e tantissimi anni dopo hai ritrovato un porcellino rosa che ti ha portato a una memoria di una ragazzina con cui eri stato su quella casa sull'albero. Che rapporto hai tu in generale con i lettori? Non amo molto muovermi, sono proprio come lo scrittore che ama stare a casa, a meno che non deve lavorare, quindi non faccio molti giri di presentazioni. Però poi con i miei lettori, quando li vedo, sento molto forte il rapporto. Abbiamo fatto la prima presentazione a Roma e era piena di persone, gente che veniva dopo 8 anni, che avevano in qualche modo percepito che io non avrei mai più scritto un libro, anzi l'avevo pure detto a un certo punto che ero stanco. Quindi è stato proprio un abbraccio fraterno, quindi scrivere e chiamare nel libro caro lettore mi è sembrato un modo così più affettuoso di avvicinarmi a loro. Avevi paura di essere stato dimenticato? No, perché so che comunque i miei libri continuano in un modo o nell'altro a vendere, ad essere importanti, soprattutto i libri, quelli per i Come io non ho paura, io e te, che sono letti molto dai giovani, dai ragazzi, anche a scuola spesso. Non avevo questo timore, ma avevo timore che non gli piacesse il libro. Per ora mi sembra che, insomma, generalmente piace. Andrea Cerri, il primo marito di Maria Cristina, faceva lo scrittore e dopo un esordio di successo non è più riuscito a creare niente, né un libro né un figlio, che era una cosa che loro avrebbero voluto. Hai mai avuto paura che la paralisi creativa potesse prendere anche te? Ma ci sono periodi di paralisi creativa, io ne ho sofferto in alcuni periodi, ma sono spesso legati un po', credo, a una sorta di pigrizia mia. Quando la pigrizia supera l'intuizione, la voglia, lì divento abulico e quindi rischio anche di passare mesi senza fare nulla. Ma negli ultimi anni, anche forse perché sto diventando vecchio, sto crescendo comunque, insomma non so più il ragazzino che ero, l'inattività assomiglia molto alla morte e quindi uno lavora di più perché non vuole stare fermo, quindi lavoro di più e poi ho lavorato con gli altri e quando lavori con gli altri, non lavori da solo, non puoi avere stasi in cui senti la paralisi creativa, se ce l'hai la devi superare. La domanda è banale, ma come ti senti più a tuo agio nel lavoro, diciamo, in solitaria appunto dello scrittore o in quello collettivo del cinema? Per tantissimi anni mi trovavo molto a mio agio in quello della solitudine. Poi piano piano, devo dire, ho avuto come la sensazione che stessi un po' precipitando verso un aspetto più scuro dell'esistenza e quindi Anna, l'ultimo libro che ho scritto, era un libro forse più sentito per certi versi ma anche il più nero, perché racconta di un mondo in cui gli adulti non ci sono più e ci sono rimasti solo dei bambini che se la devono cavare.
E quindi dopo quel libro ho detto adesso mi devo un attimo provare a vedere se sono capace di fare qualcos'altro e di confrontarmi con gli altri, e quindi è cominciato questa grande avventura della regia. Il libro è pieno di personaggi memorabili, anche immaginari in qualche modo, come Diana Brinzaglia, che è una specie di bulla dei tempi della scuola che minacciava Maria Cristina e che poi lei in qualche modo ha introiettato, è diventata un po' una voce di una parte della sua coscienza. Ti chiedo, come mai è rimasta Diana Brinzaglia come trauma e tante altre cose difficili che le sono capitate nella vita invece in qualche modo sembrano essere andate via? Diana Brinzaglia è una bulla che lei incontra quando viene portata dalla Sicilia orfana a Roma e viene messa in una scuola di Formello, dove trova questa ragazza molto decisa, tutto il contrario di lei. Lei a quel tempo la chiamano la giraffona, quell'altra invece è tutta tette, sedere, insomma è una che proprio i ragazzi sembrano impazzire per lei, però anche in fondo la stessa Maria Cristina c'ha un suo seguito, e quindi quell'altra le spiega che purtroppo lei è il tipo di persone con cui gli uomini si fidanzano, ma che la notte in realtà poi sognano una come Diana Brinzaglia. Gli dà una serie di direzioni, una serie di grandi dritte della vita, di regole della vita che le rimangono dentro, quindi diventa una sorta di alter ego mentale che ogni tanto emerge e con un certo cinismo e divertimento le dice la verità delle cose. Questo libro è la storia di una metamorfosi che accade quando tutto sembra già un po' assestato, no? Forse quasi intoccabile. Qual è secondo te l'elemento che fa sì che nella vita certi cambiamenti diventino possibili e altri invece no? I cambiamenti secondo me possono essere dei cambiamenti progressivi dovuti, come dire, alla maturazione o all'involuzione. Ci sono tante ragioni per cui uno cambia. Uno di solito tendenzialmente, io credo, cambia o con esperienze o perché il corpo, il tuo modo di essere al mondo crescendo cambiano. Pensa com'è strana la vita di una persona che tra l'infanzia, il periodo di transizione dell'adolescenza, poi come dire la maturità e poi la vecchiaia, e quindi cambiamo progressivamente. Poi esistono ogni tanto dei fatti che ti mettono di fronte all'impossibilità di evitarli. Puoi diventare il maestro a schivare, come dire, il problema, però poi nella vita a un certo punto secondo me ti si presenta quel muro che tu non puoi passargli accanto ma lo devi scavalcare. E lì per esempio Maria Cristina improvvisamente trova un coraggio che non sapeva di avere e prende il cuore e lo butta dall'altra parte. Questo gesto è un gesto un po' spericolato, in cui improvvisamente torniamo un po' adolescenti, in cui tutti quando sono stati adolescenti hanno fatto delle cose un po' pericolose, quasi per capire qual è il proprio rapporto col mondo. Quindi lei getta questo cuore dall'altra parte, per un attimo non intravede più niente, pronta a essere crocefissa praticamente, e invece le si schiude una nuova possibilità. Io sto continuando a parlare senza raccontare la storia perché non voglio fare grandi spoiler, però io penso che a tutti noi a un certo punto ci è richiesta una prova di coraggio. Abbiamo dato voce alla vita intima di Nicolò Ammaniti e Einaudi Editore. Voce ai libri è un podcast di Silvia Nuccini, prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il producer è Alex Peverengo. La post-produzione è di Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il fonico di studio è Lucrezia Marcelli.